Nel segno della continuità, Marco Dus del centro-sinistra, che guarda al futuro ad una città, dice che non si deve sedere ma deve continuare a cogliere tutte le opportunità. La prima cosa, spiega invece Antonio Miato del centrodestra, sarà quello di riconnettere la popolazione all'amministrazione comunale. Alla domanda quali sono le cose da fare subito, queste le risposte. Sicuramente mettere in sicurezza il bilancio, è un bilancio che è in sofferenza a causa dei derivati che ci hanno lasciato le amministrazioni leghiste precedenti e che solo al 31/12/2019 noi dovremo staccare un assegno a Banca Intesa di 869 mila euro e quindi questo sarà sicuramente uno dei primi problemi da affrontare, però l'abbiamo affrontato in questi anni e dobbiamo continuarlo a fare. Adesso dobbiamo puntare sulla qualità e la rivitalizzazione della città, quindi opereremo molto in campo turistico, molto a supporto del commercio e dell'artigianato, cioè del lavoro. E il lavoro noi vediamo, sono padre di un figlio che è via da 10 anni, capisco le famiglie che hanno i giovani che sono al momento in difficoltà nel trovare lavoro, ritengo che per rinsaldare la nostra società vittoriese occorra incidere molto su questo capitolo. Argomento più che mai sentito il traforo di Sant'Augusta. Il progetto è praticamente quasi del tutto realizzato, manca solo l'ultima bretellina riguardante l'uscita a sud del traforo. Credo che si sia trovata una soluzione migliore rispetto a quella proposta inizialmente, ma soprattutto sono contento del fatto che abbiamo spinto per la progettazione del secondo stralcio. Qualcuno dice che la manutenzione del traforo potrebbe gravare sulle tasche dell'amministrazione e quindi dei cittadini. Immediata la risposta di Miatto. Spero che questa amministrazione abbia per tempo operato in modo tale da scongiurare questa eventualità che non è remota.